Buonasera, siamo qua con Alessandro Rubini, che è uno degli ospiti della tavola rotonda del nostro evento Umano e Digitale, il terzo appuntamento del ciclo di eventi ad alta ispirazione che quest'anno ci ha portato nell'esplorare il rapporto tra evoluzione umana, digitale e sostenibile. Prima di iniziare chiedo ad Alessandro di spiegarci un po' di cosa si occupa la sua organizzazione. Beh, innanzitutto grazie di averci invitato, diciamo, all'evento. La nostra organizzazione si occupa sostanzialmente di digitalizzazione di processi, soprattutto all'interno dell'ambito automotive e di attività di campagne per quanto riguarda la parte digitale per i clienti. Un'ultima parte, diciamo la parte custom, che viene sviluppata ad hoc per i clienti su progetti ovviamente digitali. Alla luce della tua esperienza con Web Industry, con la tua azienda, qual è secondo te un modo per accompagnare le aziende nel proprio sviluppo, in modo che sia sostenibile che digitalmente innovativo? Un tema abbastanza sfidante, diciamo, e abbastanza molto interessante, direi. Per noi è un must all'interno dell'azienda cercare di operare, diciamo, in modo sostenibile sia all'interno dei progetti, sia a partire ovviamente con i nostri collaboratori, sia poi riversare questo modello, diciamo così, anche soprattutto sulle piattaforme che vengono create da noi e date nell'ambito, ad esempio, dell'automotive, che è uno dei settori trainanti dell'impresa. In questo modo, diciamo, cerchiamo sempre di aiutare, diciamo così, le persone a svolgere al meglio, diciamo, le proprie funzioni, dove la digitalizzazione, diciamo, diventa un affiancamento, un aiuto sostanzialmente a quello che la persona fa ogni giorno. Quindi che sia un processo, ad esempio, da fare, che sia dei dati da inserire, cerchiamo ovviamente di avere una visione, come dire, molto multidisciplinare, se vogliamo, da un certo punto di vista, e ovviamente multi-device, quindi da smartphone a tablet a desktop, in maniera, diciamo così, trasparente, ecco, sostanzialmente per le persone. So che come Web Industry state curando lo sviluppo di un progetto che possa accompagnare le aziende nell'implementazione dei propri processi di comunicazione interna e di gestione delle persone. Ci vuoi parlare un po' di questa iniziativa? Qual è lo scopo e come viene sviluppata? Il progetto nasce da un'esigenza di un importante cliente, da questo punto di vista, una multinazionale, molto attenta a proprio cercare di comunicare al meglio tutte le attività che vengono sviluppate poi a livello dell'impresa a tutti i collaboratori, quindi qualunque tipo di collaboratore doveva essere informato, diciamo, di quello che la direzione, l'azienda, diciamo, stava facendo, diciamo, in quel momento. E da lì nasce proprio questa idea di costruire questa app che permette sostanzialmente a aziende piccole, medie o grandi, considerate che adesso ad esempio l'app di cui vi descrivevo prima lavora per 20 stati, quindi in 20 country, e serve praticamente a queste aziende per comunicare proprio ai propri collaboratori tutte le informazioni della vita aziendale sostanzialmente. Può essere ovviamente all'interno dell'app ci possono essere poi degli strumenti che servono soprattutto all'HR per capire, diciamo così, e valutare qual è lo stato della bontà, dell'arte, della sostenibilità dell'impresa nei confronti dei collaboratori stessi. Uno di questi è diciamo, l'utilizzo dei questionari e dei survey, e un altro approccio che viene dato, diciamo, alla piattaforma è proprio la possibilità di permettere a ogni collaboratore di poter dare un proprio contributo verso la direzione per segnalare sostanzialmente quello che una volta veniva utilizzato, diciamo, come contenitore di messaggini, diciamo, da comunicare in direzione. Adesso è alla portata di tutti attraverso questa app che permette appunto al collaboratore di mettersi in condivisione su questi temi. L'app è molto semplice, ma molto sicura, altro tema fondamentale dei dati, proprio perché diciamo, in questa app molte aziende la stanno utilizzando anche per dare fatturati, indicazioni di miglioramento, di
qualità, diciamo, della vita aziendale, sensibilizzando poi le persone appunto dalla direzione fino a tutte le persone che operano nell'impresa.